ho molto tempo, se non per rivolgere un cordiale benvenuto al pubblico eccezionalmente folto che questa sera ci onora della sua presenza e al pubblico ancora più vasto, veramente virtuale, che da domani o dopodomani potrà accedere al sito dove sarà visibile il filmato della conversazione di questa sera, che apre degnamente il ciclo di quest'anno delle pagine cordiali, un'iniziativa partita forse un po' in sordina e che via via ha acquistato respiro e simpatie da parte del nostro affezionato uditorio. Non presenterò l'oratrice di questa sera perché un suo profilo è disponibile nel sito dell'Istituto Veneto con una fotografia che non le rende giustizia perché la rappresenta molto severa, mentre non credo che sia così severa se alcuni suoi studenti sono affettuosamente venuti ad ascoltarla questa sera a Venezia. Dirò soltanto quanto giova a valutare meglio la lezione di questa sera. La professoressa Irene Carnio, che è docente negli istituti superiori, possiede ben 3 lauree vere di tutto rispetto, in beni culturali, in lettere e in giurisprudenza. Forse la vastità davvero eccezionale dei suoi interessi emergerà anche dal tema di questa sera, che potete leggere nel diario delle nostre conversazioni e che la prego senz'altro di svolgere per noi. Ringrazio tantissimo il professor Pastore Stocchi che mi ha invitato qui all'istituto, sono onorata e non avrei mai creduto di avere un'occasione simile. Ringrazio anche il gentile pubblico al quale prometto solennemente, no veramente, di stare nei tempi e di non essere troppo rincrescevole. Questa sera vi parlerò del processo a Shylock contro Antonio nel Mercante di Venezia e oso dirvi che vi dirò cose dilettose e nove. Non è, sì, grazie, non è millanteria, non è tracotanza, ma è fortuna, perché sono stata accompagnata in questo viaggio da Goethe. Vi ricordate quando Goethe, nell'ottobre del 1786, venne a Venezia e tanto gli piaceva andare molto in giro e perdersi, e diceva che a Venezia tutti recitano dalla mattina alla sera. Nei fondachi, si sente bene? Grazie. Nei fondachi, nei campi, nei campielli, artigiani, commercianti, venditori, ma anche nobildonne, prostitute, suore, chiunque recita. E poi questa vita teatrale, quando i commerci finiscono alla sera, continua nei teatri, però più bella e superiore. Goethe un giorno entra in un palazzo e assiste alla commedia più bella che ha mai visto. C'è un attore, un primo attore, piccolo, grasso, grosso, atticciato, sembra che esploda, ma un ingegno pronto, mobilissimo, il volto espressivo e mobile come l'acqua, soltanto che questo attore non è un attore ma un avvocato. E non siamo in un teatro ma siamo a Palazzo Ducale e c'è un processo che ha per oggetto un fideicommesso. Fatemi segni se c'è qualche problema tecnico. Ha per oggetto un fideicommesso. Ci sono i giudici con punti severi, l'uditorio curioso, avido, e la parte convenuta non è che la moglie della doge, astiosa, risentita, offesa, antipatica. E c'è un rinsecchito povero con questa toguccia logora cancelliere che dà lettura delle carte finché l'avvocato lo ferma al momento giusto, cala come il falcone sulla preda e dice: io dono, io lego. Ma cosa vuoi legare tu? Cosa vuoi donare tu, povero morto di fame che non sei altro? Tu, che al mondo non è niente di tuo. Poi fa finta di ripensarci e dice: scusate,
questo colendissimo proprietario era nella tua medesima situazione, voleva legare e donare cose che erano sue allo stesso modo in cui sono tue, né più né meno, e tutti ridono. Allora, Goethe aveva constatato la dimensione teatrale che è intrinseca al processo veneziano nei secoli. E questa dimensione teatrale, spettacolare, fatta da avvocati strioneschi che hanno il senso del ritmo e argomentano per fattispecie concrete, in modo da portare una reconductio ad absurdum l'avversario, Shakespeare l'ha divinata. E nel Mercante di Venezia ha ricreato un verosimile processo veneziano, con lo stesso ritmo, con lo stesso modo di argomentare, ed è proprio creazione di Shakespeare, che solo è sua. Perché voi sapete che il Mercante di Venezia deriva Shakespeare dal Pecorone, che è questa raccolta di novelle della seconda metà del 1300. Shakespeare la prende e nella scena del processo, che adesso vedremo, Shakespeare prende questa scena, che sono 6 battute secche, proprio breviloquente, e crea la grandiosa scena. Ma arriviamo al Mercante di Venezia. Non sarà ozioso così riprendere brevemente la trama. Bassanio, che è un giovane morto di fame, povero in canna, così vuole sposare la ricca Porzia, una ereditiera facoltosa, però è privo di quei mezzi per farle la corte degnosa in modo decoroso, e quindi chiede un prestito al suo amico Antonio, che ha un debole per lui, un debole molto tenero, e quindi Antonio si impegna a fornirgli la somma di denaro che gli permette di corteggiare Porzia. Allora questo ricco mercante Antonio stipula con un usuraio ebreo, Shylock, un contratto di mutuo. Un contratto di mutuo che non prevede interessi, quindi il mutuatario che ha ricevuto la somma di denaro deve restituire il tantundem, però c'è una clausola molto strana, ovvero sia, se Antonio entro il termine previsto non estinguerà il suo debito, il mutuante, ovvero sia Shylock, è legittimato ad asportargli una libbra di carne, che sono circa 453 grammi e qualcosa. E Antonio accetta, sicuro di adempiere. Però accadono dei fatti imprevedibili, eccezionali, per cui Antonio non è più in grado di estinguere il suo debito e Shylock gli fa causa. Quindi Shylock, attore che agisce in giudizio, Antonio è il convenuto, e inizia la grande scena del processo, dove il giudice è il doge. Se lo inventa Shakespeare. In genere, in tutta la bibliografia vastissima che ho esaminato, dicono che è opera di fantasia, che il doge mai ha avuto a Venezia il potere giudiziario. No, è impreciso, perché nell'età del ducato, più o meno 750 d.C., 1150 d.C., il doge, quando vi era questa diarchia tra doge e placitum, il doge aveva il potere giudiziario e insieme al placitum decideva. Il doge addirittura scriveva il decreto che aveva valore di sentenza e poi tutti insieme votavano. Quindi è sbagliato dire che il doge non aveva potere giudiziario a Venezia. Certamente quando scrive Shakespeare non ce l'ha più. Doge, giudice terzo ma imparziale no, accoglie Shylock così, definendolo un avversario dal cuore di pietra, un essere spietato, riconosce la validità del contratto, perché adesso so che in sala qualcuno pensa ma il contratto è nullo, però noi dobbiamo fidarci di quello che dice l'autore, stiamo ai patti, pacta sunt servanda, e dice Shylock: devi essere pietoso, pertanto tu rescinderai la clausola penale come se non esistessi e accetterai soltanto la metà della pecunia mutuo data. E Shylock è inflessibile, voglio il contratto. Allora il doge si impunta e dice: ma come pretendi tu la pietà se per primo non ti mostri? È scoppiettante questo microfono, sembrano delle castagne. Ecco, se tu... Vengo più sotto, così va meglio.
Grazie, ecco. Se tu per primo non ti mostri pietoso, e anche questa che può sembrare una frasetta così semplice, in realtà ha una struttura giuridica, perché è il principio della sinallagmaticità dei contratti, quando i contratti sono reciproci come la compravendita, io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me, detta così in soldoni. Quindi c'è un aspetto giuridico, c'è un argomentare giuridico anche se non espresso attraverso fattispecie astratte. E Shylock cosa fa? Shylock replica esattamente come il grosso avvocato ghettiano per fattispecie concrete, portando ad assurdo la pretesa del doge. E dice: voi mi chiedete pietà, voi veneziani che commerciate gli uomini come se fossero cani, muli, cavalli, ma io dico a voi di liberare questi schiavi, di portarveli a casa, di farli dormire su molli piume, di soddisfare i loro palati con deliziosi vivandi, anzi fateli sposare le vostre figlie, lo faccio io. Il doge sta zitto perché cosa vuoi replicare? Bene, allora se voi non siete pietosi, io non sono tenuto ad essere pietoso, vedete com'è? È tutto corrispettivo, ultra citroco e obbligazio. Quindi lui fa questo sillogismo: i veneziani non sono pietosi. Antonio è veneziano, Antonio non è pietoso, io non sono obbligato a mostrarmi pietoso se uno prima non si mostra pietoso. Bravo. Allora il doge dice: beh, è nella mia facoltà sciogliere la seduta, a meno che non arrivi un giusperito, e verrà questo Bellario, che altri non è che la moglie di Bassanio, la ricca facoltosa ereditiera, travestita da avvocato, giudice, consulente. Vi direi che è più onesto, perché gli inglesi, specialmente Young, dice: ma è sicuramente un consulente giudiziario. No, perché se noi guardiamo il diritto veneziano, la Serenissima aveva i propri consultores in iure, ed erano, quindi era parte dell'organico, ed erano chiamati soltanto per controversie riguardanti il diritto internazionale, il diritto ecclesiastico, giammai il diritto interno, per cui il giudice, se non vi era la norma, applicava il suo arbitrio, l'arbitrium iudiciale. Allora, vedremo come nelle mani di Porzia, Baldassarre, d'accordo, il povero Shylock è un burattino che viene girato e rigirato, esattamente come il grasso e grosso avvocato ghettiano girava e rigirava tra le mani il povero cancelliere, che era costretto a prendere la clessidra da orizzontale, adesso non la prendo, sono verso l'acqua, metterla orizzontale così non partiva il tempo, metterla verticale finché non sapeva più se andare o venire, e dice Goethe che sembrava un burattino impazzito. Allora Porzia dice: sì, conosco la situazione, il contratto è valido, ma perché non accetti il triplo della somma che ti viene offerta da Bassanio? Tra l'altro Bassanio non c'entra niente perché non è neanche parte, però Bassanio aveva sposato la ricca Porzia e quindi adesso disponeva del capitale. Ma Shylock dice: no, voglio il contratto. Allora Porzia dice: ma bisogna essere clementi. E lui, che risponde in punto di diritto, dice: ma lo dice il contratto? E dice: ma risponde Porzia, la clemenza non si impone. E parte con un elogio fluido, sinuoso come una morena della clemenza, che sembra una cosa fumosa, però ha una struttura argomentativa molto forte. Dice: la clemenza è di Dio, e la clemenza è più grande del potere, del trono e dello scettro. Quindi sii clemente come Cesare se vuoi essere un grande. Quindi vedete, l'ebreo sempre rifiutato, alla fine viene adulato con l'exemplum regum. E poi nella seconda parte dice: tutti dobbiamo praticare la clemenza, perché praticando della giustizia nessuno si salverebbe. Anche qui l'ebreo emarginato viene ecumenicamente messo dentro i tutti, d'accordo, sempre ad usum Christianorum. Comunque, conclude Porzia e rigira la situazione: il contratto è valido se proprio per questo mercante non ci sarà più scampo. E Shylock: voglio il mio contratto. Shylock si accinge a brandire il rasoio, Antonio denuda il suo petto e Porzia lo ferma. Fermo ebreo, non sarebbe il caso di chiamare un sanitario? Ma lui dice: ma lo prevede il contratto? No, ma sarebbe una cosa carina. Poi c'è un intermezzo dove Porzia dice: e voi mercante avete nulla da dire? Finalmente con il coltello in mano Shylock si accinge, ma, ed eccola qui, tempestiva, dice: fermo,
fermo e calma. Prendi pure la tua carne, soddisfati, ma sappi che se verserai anche una sola goccia di sangue, oppure taglierai un grammo o in più di quella libra di carne, tu morirai e i tuoi beni verranno confiscati. Meraviglioso, stupendo, straordinario, perché prendo un contratto valido e lo faccio diventare invalido, nel senso che diventa un reato. Come? Voi mi direte, appunto, non si può prelevare la carne senza sangue, a meno che uno non sia cotto prima e molto a puntino, pensato. Allora, se è cotto a puntino non scende il sangue. Certo che è assurdo perché, data l'irrorazione dei tessuti, non si può praticare una soluzione di continuo dei medesimi senza spargimento di sangue. Quindi noi, utilizzando il buonsenso, ci arriviamo a questa assurdità geniale di Porzia. Però se noi applichiamo i criteri di interpretazione del contratto del nostro codice, e signori, non voglio adesso vedere se Shakespeare sapeva o no il nostro diritto, sarebbe una cosa antistorica, assurda e ridicola, ma i nostri articoli possono essere utilizzati come uno strumento cognitivo e euristico di gran lunga superiore al buonsenso e anche il principio di non contraddizione. Allora, sono gli articoli 1362 e 1371. Prendiamo uno a caso, il 1362 dice che il contratto e le singole clausole devono essere interpretate tenendo conto della comune intenzione delle parti e senza limitarsi al senso letterale delle parole. Cosa fa Porzia? Si limita al senso letterale delle parole. Ma ce n'è uno più interessante, poi vediamo il terzo che è il capolavoro, il principio di buona fede, ovvero sia il contratto va interpretato secondo buona fede. E cosa significa? Bisogna interpretarlo secondo il significato che vi avrebbe dato non colui che fa la dichiarazione, ma chi la riceve. Chi la riceve? Antonio. Antonio poteva pensare di interpretare il contratto escludendo il versamento di sangue? No, perché è contro logica. Ma signori, il capolavoro è il principio di conservazione. I giuristi sono conservatori. Il principio di conservazione dice che nel dubbio il contratto e le singole clausole vanno interpretate in modo da che vi sia un qualche effetto, non nel senso in cui non ve ne sia alcuno. Però, signori, in modo che vi sia un qualche effetto giuridico all'interno della disciplina del contratto in parola, non un qualche effetto penale per cui ho un contratto di compravendita, c'è un dubbio, il giudice dice contratto di compravendita no, però viene fuori un bel reato di furto oppure di rapina. Assurdo. Quindi Porzia prende il principio di conservazione, diventa, in base a questo stretto senso letterale, diventa il principio di distruzione del contratto. Quindi un contratto valido diventa un reato. Ricordate quando il professore ci diceva l'essere non può non essere? Se un contratto è valido non può essere invalido, però Porzia, magia, fa diventare un reato, quindi un contratto, lo fa diventare nullo, un contratto valido. E allora Shylock dice no, perché è in una situazione aporetica di assoluta difficoltà, quindi o esegue e si soddisfa sul corpo del debitore e poi muore, oppure rinuncia all'azione e perde il capitale. Però siccome prima gli avevano offerto 3 volte tanto, dice mi va bene quello che è stato detto prima, prendo 3 volte tanto. No, ebreo, tu hai chiesto giustizia, non avrai altro che giustizia, anzi più di quanto tu non ne abbia chiesta. Siccome la giustizia è avere ciò che si spetta, sum quique tribuere, averne di più vuol dire come minimo non avere giustizia. Allora lui cerca di scalare, dice allora un po' di meno. No, tu avrai soltanto il contratto. Certo, lui non si può più difendere perché la sua linea difensiva era dura lex sed lex, però quella linea difensiva lo ha distrutto. Allora pensa di abbandonare l'azione, dice andate tutti alla malora, non me ne importa più. E se ne sta per andare quando la donna dice fermo! Esattamente come il grosso e piccolo avvocato ghettiano, intelligentissimo, mobilissimo, che sapeva bloccare il povero cancelliere al momento giusto per calarsi come il falcone sulla preda. Dice, sta scritto nelle leggi di Venezia che
Se è provato che uno straniero abbia attentato in modo diretto o indiretto alla vita di un cittadino, allora tutti i suoi beni saranno confiscati. Metà diventeranno proprietà della parte offesa, l'altra metà diventeranno proprietà dello Stato e il Doge avrà la vita del reo nelle sue mani in modo inoppugnabile. E allora questa è una pura legge di fantasia, tutti l'hanno cercata, proprio tutti quanti, non si trova, è una fantasia di Shakespeare, però, signori, che grande fantasia, ma soprattutto che perizia legislativa. Molto spesso noi sentiamo dire dai giudici, dagli avvocati, dai giuristi che il nostro legislatore non sa fare le leggi sono sciatte, piene di indiadi, piene di... sono proliferanti, sono scritte male. Shakespeare scrive una legge dal punto di vista formale assolutamente perfetta. Perché com'è costruita? È costruita così. Se, la ripeto velocemente, se è provato che uno straniero abbia attentato alla vita, in modo diretto o indiretto, alla vita di un veneziano, di un cittadino, e poi mette la sanzione. Allora, questa struttura della legge è se X, allora Y. Se Tizio fa A, allora Tizio fa B. C'è un antecedente, se X, e poi un conseguente, allora Y. Questo, la chiamano i filosofi del linguaggio, è un modello legislativo che si chiama modello imperativo, perché allora X c'è un imperativo, e questa struttura la utilizzavano i romani. Nelle leggi delle 12 tavole, se il padre vende 3 volte il figlio diventa libero. Si pater filium terra venum duit, filius a patre liber esto. Se il cliente, anzi scusate, se il patrono froda il cliente, anzi il patrono è sacer, patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. Se ti chiamano in giudizio ci devi andare per forza, si in ius vocat ito, vedete, sì, se. Allora, quindi la struttura che usa Shakespeare è perfetta. Naturalmente bisogna utilizzare le categorie giuridiche e in questa maniera si riesce veramente ad apprezzare la grandezza straordinaria di Shakespeare. Ma cosa fa Shakespeare? In questo pacchetto fatto molto bene, quindi la struttura è perfetta, mette dentro un contenuto assurdo. Allora, questo è un tentativo di omicidio. Facciamo un esempio di un tentativo di omicidio, così entriamo nell'argomento. Tizio scopre che la moglie lo tradisce con il cognato, perché il cognato così è bello, è vezzoso, e la notte di Natale, anziché prendere il coltello per tagliare, non so, il panettone, prende una Smith Wesson calibro 12, la punta alla faccia del cognato, così a pullineo, mira, esplode il colpo, ma la moglie gli si getta addosso e gli mette le dita negli occhi. Quindi la pallottola, anziché entrargli nella fronte, gli sfiora i capelli, gli fa una conciatura nuova. Gli astanti cosa dicono? Ha tentato di uccidere il cognato? Probabilmente. No, forse gli voleva così togliere la spalla. No, probabilmente. Il suo atto era diretto. Quindi quando Shakespeare dice se è provato che uno straniero abbia tentato di uccidere un veneziano in modo diretto o indiretto, diretto, l'azione diretta vuol dire che gli atti sono orientati causalisticamente in base a un giudizio ex ante, prognostico, ipotetico, a commettere il delitto, probabilmente. D'accordo? E questo lo dice in maniera più raffinata anche il nostro codice, ma non che io voglia vedere se Shakespeare sapeva il diritto, se era bravo. No, uso le categorie giuridiche solo come degli strumenti, come dei ferri chirurgici per fare l'analisi. L'articolo 56 del Codice Penale dice che chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco, vedete, diretti in modo non equivoco a compiere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Ad esempio non si verifica l'evento morte, perché la moglie ha messo le dita negli occhi al marito tradito per salvare l'amante. D'accordo? E quindi questo è giusto, uno dice, però bravo.
però anche atti indiretti, signori. Ma atto indiretto cosa vuol dire per uccidere una persona? Vuol dire che l'atto non è orientato causalisticamente al delitto in base a un giudizio ipotetico, ex ante, che si fonda sulla probabilità. Perché quando io vedo uno che spara a una persona dico ma forse non so se la voleva ferire o in testa o sfiorargli l'orecchio, però dico beh probabilmente conoscendo tutta la situazione in base a un giudizio ex ante era un omicidio. Benissimo, ma signori se l'atto è indiretto rispetto all'omicidio, dove è diretto? Dove? Boh, verso il nulla, verso l'ignoto. Pertanto sia gli atti diretti di Shylock configurano il tentativo di omicidio, ma anche gli atti indiretti. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi cosa faccia Shylock è sempre un tentativo di omicidio. Se Shylock si soffia il naso è un atto indiretto rispetto a uccidere, o no? Beh, anche quello integra la fattispecie. Perché dice atti, tra l'altro, diretti o indiretti, non devono essere tutte e due. Meraviglioso, assurdo, però siccome è calato questa assurdità dentro questa cornice perfetta, la struttura imperativa, diventa specioso, verosimile, mirabile. Altra assurdità, cioè, se è provato, ma certo che deve essere provato, magari provato con dei mezzi discutibili, non so, un po' di tratti di corda, la ruota, se io avessi visto la ruota avrei detto qualsiasi cosa, non occorreva salirci sopra anche i tratti di corda. Se è provato è ovvio, perché è un principio fondamentale del diritto, è l'onus probandi, è riconosciuto anche nel nostro ordinamento, l'articolo 2697 CC, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento. Quindi ovvio non occorre e poi dice Shylock, io dichiaro che tu ricadi in questa previsione. Ma certo che ci ricade, ma come si fa a non ricaderci? Perché Portia, Shakespeare, ha creato una fattispecie astratta talmente larga, senza confini, che l'ebreo la integra per il fatto stesso di esistere, di essere ebreo. Assurdo. E Shylock, che aveva resistito benissimo fino a prima, ogni volta cadeva e si rialzava e in punta di diritto si difendeva, ma lo prevede il contratto, lui che al doge risponde voi veneziani, che trattate gli esseri umani come muli e cavalli, quindi con una reconductia d'absurdum perfetta, questa volta non dice più niente. E il doge, che prima gli aveva detto devi essere pietoso Shylock, se vuoi che gli altri siano pietosi, dice Shylock, guarda, senza che neanche tu me lo chieda, io ti faccio grazia della vita. Vai, sei libero. Animo. Ma Shylock dice, voi mi concedete la vita, ma senza i miei beni io come posso vivere? Cioè la sua vita diventa una morte civile. E questa volta il burattino che è stato alzato, sbalzato, su e giù, i fili si sono rotti per sempre, non si rialzerà più. Lo spettacolo è finito. Grazie. La concisione della conversazione di questa sera non va a scapito della densità, dell'efficacia, dell'emozione che ha saputo suscitare, tant'è che mi è venuto il pensiero che se per assurdo Goethe passasse di qui questa sera dovrebbe ripetere quello che ha detto a proposito dell'avvocato veneziano da cui Irene Carnio ha preso le mosse per questa sua brillante, vivace, sofferta ricostruzione del processo di Shylock. La ringraziamo perciò a voi. E se c'è tra il pubblico qualcuno che desidera qualche chiarimento o proporre qualche osservazione ulteriore, questo è il momento di farlo. Sì, mi pare Pizzamiglio. È semplicemente una domanda di assoluta ignoranza.
C'è qualche eventualità che Shakespeare possa aver tratto, che so io, dalle legislazioni inglese, dal diritto inglese, un filo di questo tipo? Sì, sì, infatti ci sono molti studi su questo argomento. Alcuni dicono che sia una critica di Shakespeare così, ai processi del suo tempo, però non si riesce mai a trovare degli argomenti stringenti. Ad esempio c'è un riferimento, io non ho approfondito, sul precedente. Allora Porzia a un certo punto viene interrotta da Bassanio e Bassanio le dice di fermare questo diavolo spietato e magari interpretare la legge in modo di fare una piccola ingiustizia per fare una giustizia grande, cioè sta chiedendo una giustizia sostanziale e sta chiedendo a Porzia di cambiare, di interpretare in un certo modo la legge. Porzia fa finta di non capire e dice no, a Venezia nessuno ha il potere di cambiare la legge, e dice si creerebbe un precedente. Quindi sì, ci sono questi collegamenti con il diritto inglese. Hanno cercato di vedere una critica a Shakespeare sul diritto inglese, ma il fatto che Shakespeare prende dal pecorone italiano del 1300 è la traduzione, comunque prende dalla letteratura italiana, quindi si sono volute vedere delle cose che forse non c'erano. Poi questa cosa del precedente, Shakespeare dice una cosa, si sente che è una critica, Porzia dice no, nessuno a Venezia lo può fare, perché se no, quindi se io cambiassi la legge creerei un precedente. Ed è assurdo, perché il precedente nel sistema inglese è decidere una controversia basandosi sulla decisione di una controversia anteriore, salvo la possibilità per il giudice di pari grado, per il giudice superiore, se vi sono significativi elementi di diversità, di non attenersi alla decisione di prima. D'accordo? Dire che violare una legge crea un precedente è assurdo. È come, scusate se faccio un paragone con il mio lavoro, è come se ci fosse uno studente con 5 materie sotto, dicessi vabbè, lo promuoviamo, e qualcuno dice sì, ma si crea un precedente, ma quando si viola la legge non si crea mai un precedente. Comunque sì, ci sono tantissimi studi in questa direzione. Niente. Sì? Il suo nome? Costantini. Io francamente forse l'episodio di Goethe è stato troppo conciso, devo confessare che non l'ho capito. Sì, molto volentieri. Goethe era entrato a Palazzo Ducale e pensava di essere entrato in un teatro, perché aveva visto questo signore, pensava che fosse un attore, per la sua espressività, per il suo viso mobilissimo, per la sua voce stentorea, per il modo, per la sua prosemica. In realtà invece c'era un dibattimento che aveva per oggetto un fideicommesso, una cosa di diritto ereditario, ed evidentemente gli aveva lasciato in eredità qualcosa, quella cosa non gli apparteneva. Quindi c'erano i giudici seri, molto compunti, la folla di sfaccendati e curiosi che assisteva, avida di spettacolarità, un cancelliere che aveva il compito di leggere tutti quanti i documenti. Della parte attrice non vi è fatta menzione soltanto della parte convenuta, che è la moglie del doge, molto offesa. E mentre questo povero cancelliere si mette a leggere, l'avvocato interviene per fare le sue osservazioni. Però per contenere le osservazioni dell'avvocato, il cancelliere ha una clessidra che è orizzontale quando l'avvocato non parla ed è verticale quando invece l'avvocato parla, in modo da contenerlo nel tempo. Questo lo facevano già gli antichi greci nell'Areopago, d'accordo? E soltanto che questo avvocato
e delle volte gli dice scusa, vai un po' più lento, e quando arriva il punto si scaglia, continua a obbligarlo a interrompere la sua lettura. Quindi questo povero cancelliere, così anche un po' malmesso, fa un po' pena, con questa toguccia logora, rinsecchito, deve sempre stare attento, perché quello gli piomba come un falcone, a girare e a rigirare la clissidra. Allora Goethe dice che gli sembra un burattino dello spettacolo che va su e poi va giù, va su e poi va giù, e a un certo punto non sa più se andare o venire. E questo movimento oscillatorio dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso, è quel movimento che Portia fa fare a Shylock. Contratto sì, contratto no, clemenza, contratto sì, contratto no, attenzione, gocce di sangue, quindi muori, te ne vai, no, perché sei ancora in potere. Quindi lui viene continuamente girato, rigirato, e ogni volta che ricade in piedi, si rialza finché, dopo l'ultima legge, quella fatta proprio con la formula se allora del tentato omicidio, Shylock non si può più rialzare, perché gli tolgono tutto, gli lasciano la vita, ma è una specie di nuda vita, è una vita che è simile alla morte, è una beffa. Quindi questa è Goethe che mi ha portato a vedere queste cose in Shakespeare. Quindi Shakespeare riesce proprio a riprodurre le forme, l'atmosfera, l'argomentazione del processo veneziano. Tra l'altro tutta questa argomentazione d'assalto, c'è tutta una produzione libraria del Cinquecento di manuali di retorica, ma proprio retorica da combattimento, per questi strioneschi e fortissimi avvocati che ti prendevano alla gola finché non esalavi. Grazie. Bene, mi permetto io una domanda proprio per colmare una mia lacuna. È rimasto in ombra il pecorone, cioè si è accennato al fatto che Shakespeare ha, come spesso avviene nei suoi drammi, a monte un testo italiano, non oserei dire una fonte, ma comunque c'è un precedente italiano. Caso celeberrimo quello di Romeo e Giulietta, naturalmente, ma ve ne sono molti altri. Bene, sicuramente lui conobbe il pecorone. Ecco, può dirci qualcosa su questo rapporto e sull'indipendenza che si concede Shakespeare? Sì, grazie della domanda. Io l'ho tagliata per non essere così troppo lunga. Allora, nel Pecorone siamo nella seconda metà del 1300. La novella racconta... Una raccolta di novelle. Sì, una raccolta di novelle. Racconta che Giannetto, il figlio un po' babbeo di un ricco mercante fiorentino, viene chiamato al capezzale del padre sul punto di morte e il padre lo disereda. Però lo disereda con tutto sentimento e gli dice che lo manda a Venezia dal padrino Ansaldo, che è il più ricco mercante che vi sia tra i cristiani. E il padrino Ansaldo, che è danaroso e senza figli, gli permette di menare una vita cortese e lussuosa, e Giannetto, che è un nevrotico compiacente, me lo immagino così, è amato da tutti i veneziani finché un giorno non gli viene l'uzzolo di darsi alla mercatura. E quindi chiede al padre Ansaldo di fornirgli le navi cariche o nuste di mercanzie e parte con altri amici ugualmente sfaccendati, finché non giunge in un posto dove si innamora di una ricca vedova che truffa i passanti facoltosi. Lo truffa una volta, giace con questo Giannetto, però ecco, lei salva il suo onore, perché in realtà lei propina al poveretto direi un poculum amatorium, insomma un sonnifero, e alla mattina racconta tutte le imprese esemplari, ecco, non vi dico altro, di quest'uomo. Giannetto viene spogliato di suoi averi una volta, torna a Venezia ad Ansaldo foraggia. Una seconda volta e Ansaldo ricompra le navi, la terza volta Ansaldo è spogliato delle sue ricchezze, però per accontentare questo figliuolo stipula un contratto di mutuo con un usuraio di Mestre, ebreo, e nel frattempo
E questo contratto di mutuo prevede che il mutuante dia una somma di denaro al mutuatario senza corrisponsione di interessi, e però nel caso il mutuatario non estingue il suo debito entro il termine che è fissato a giugno, il giorno di San Giovanni, gli sarà sportata una libra di carne. E Ansaldo, che è sicuro del fatto suo, firma: il figlioccio così babbeo sposa questa ricca vedova, mena vita allegra finché un giorno, giugno, e quindi torna indietro e trova Ansaldo tra le lacrime. Quindi che cosa fa? Lui e questo usuraio ebreo vanno da un giudice forestiero di Bologna. C'è una cosa assurda, infatti Letterio di Francia dice che il pecorone, dice che Ser Giovanni Fiorentino è l'autore del pecorone, lo definisce, a me dispiace dirlo un po', mi sembra di fargli torto, un insulso saccheggiatore. Cioè, poveretti, sono cose da dire. Un insulso saccheggiatore. E perché è bravo quando le sue fonti sono belle ed è meno bravo quando le sue fonti lasciano a desiderare. Quindi nel pecorone il giudice lo fa la vedova che ha sposato Giannetto, che si traveste anche questa da giusperito bolognese. Quindi veramente è assurdo, perché è un giusperito bolognese di passaggio che in maniera così stragiudiziale amministra la giustizia. Oltretutto Ser Giovanni Fiorentino era notaio, quindi io da ex studente, da laureata in giurisprudenza, mi sarei aspettata un po' di cura dal punto di vista giuridico, non questo giudice di passaggio, ma perfino Letterio di Francia dice che è proprio una trovata brutta, risibile. E il processo che ha luogo, questa specie di arbitrato, è basato su 6-7 battute molto secche. Il giudice dice all'ebreo di Mestre: accetta il triplo, te lo offrono, accetta, no, voglio il contratto, no, accetta, voglio il contratto, benissimo. Sta per tagliare la carne, fermo, le spargerai una sola goccia di sangue, prenderai un più in meno, tu morirai. Allora l'ebreo, che cerca di ritornare sui suoi passi e di chiedere non il triplo, però magari il doppio, neanche il doppio, magari il nudo capitale, vabbè, dammi metà, no. E quindi, scornato e uccellato, se ne va via. Quindi l'ebreo che voleva, così aveva questo animus, sicuramente un animus necandi, alla fine se ne va via beffato. E anche se questo ebreo non è calandrino buono di pasta grossa, ma aveva questo animus necandi, alla fine non si può non provare pietà. Però mentre questa compassione noi la sentiamo in Shakespeare, infatti Heine ricorda in una rappresentazione una giovane inglese che si era messa a piangere di fronte alla commedia dicendo: ma quest'uomo è troppo trattato ingiustamente. Invece nel Pecorone non vi è pathos, non vi è tragedia, vi è un po' quello spirito beffardo della novella italiana, però non c'è là, non si sente la compassione, ma si ammira soltanto l'ingegno cavilloso e pronto del giurista. Quindi il processo veneziano, come l'ha inventato Shakespeare, è solo suo, non dipende dalla sua fonte, merito suo. Leandro, avevo chiesto la parola dopo il primo intervento perché volevo riallacciarmi alle cose che ha detto il signore qui davanti a me. L'articolo che si inventa Shakespeare, se allora, che lei giustamente lo riferisce al diritto romano delle 12 tavole, forse non dovrebbe sorprendere tanto, perché è nella tradizione anglosassone
avere un diritto che si rifà alle 12 tavole, di tipo anche giurisprudenziale, che è il vero diritto romano, diversamente da quello che usiamo noi latini, che ci autodefiniamo la culla del diritto anche senza esserlo, che deriviamo dalle pandette, cioè da un tipo di diritto arzigogolato, farraginoso, che è la causa della lunghezza dei nostri processi. Questo forse credo abbia un senso e farà evidenziato. Sì, non ho capito tanto, sì. Boh. No, io vabbè, ho citato il diritto romano perché questa forma imperativa se la sono inventati i romani, quindi sono sempre andata all'origine, ed è forse per la mia forma mentis ho fatto lettere antiche, poi mi sono laureata in diritto romano con il professor Garofalo, che per me l'archetipo è sempre il diritto romano, se lo sono inventati loro, cioè preferisco andare alle fonti che dagli intermediari, no? Ecco. Ma il nostro codice, che adesso deriva dal codice francese, il nostro codice italiano deriva dal codice napoleonico del 1804, ecco. Poi che noi abbiamo anche ripreso le altre forme della nomopoietica romana, sì, perché i romani non conoscevano soltanto la forma imperativa se allora, ma anche la forma, quella descrittiva, che incomincia con il pronome indefinito, chiunque. Infatti nel nostro codice c'è chiunque, soltanto che la forma imperativa se allora è proprio quella più antica, che dà l'idea della solennità. E pertanto mi permetto di andare sempre alle fonti dei nostri padri, appunto i romani. Buonasera. Vorrei sottoporle una domanda. Si alzi. Io vorrei sapere perché Porzia è una donna. Perché a una donna è affidato la carta vincente del processo? Perché proprio lei riesce a cambiare le sorti del processo? In una società maschilista, e avendo approfondito la figura di Shakespeare, il suo rapporto il suo ruolo come padre, come marito, visto che esclude la moglie dal testamento in punto di morte, e quindi mi chiedevo proprio perché affidare un ruolo così importante ad una donna, in una società comunque dal mio punto di vista, quella inglese del Cinquecento, maschilista. Perché Shakespeare, scusate se mi ripeto, si rifà il pecorone. Perché nel pecorone chi dirime la controversia, chi emette la sentenza è una donna. Soltanto che nel pecorone è questa ricca vedova. E perché questa ricca vedova si inventa di fare lei il giudice? Perché vuole salvare le sostanze di suo marito, non vuole che suo marito patisca questo lutto, che sarebbe la morte del padrino, e quindi come atto d'amore nei confronti del marito, lei si inventa questo stratagemma. È vero che molti hanno detto, se Shakespeare fa fare a Porzia, che è una donna, che poi non è né un giudice né un avvocato, perché mancherebbe l'avvocato della controparte, non è neanche un consulente, è una cosa che non si capisce, d'accordo? Alcuni hanno detto, ma forse è una sorta di femminismo di Shakespeare, però non ci sono argomenti stringenti per dire che Shakespeare ha voluto dare un valore alla donna, quindi la donna che diventa di maestra di retorica. Io mi fermo alla lettera del testo, che è la fonte, il pecorone. Ma io sono d'accordo con lei, per quanto i miei studi sicuramente alla base rispetto ai suoi, che il testo di riferimento sia il pecorone e anche Boccaccio. Questo indubbiamente, però Shakespeare quando vuole se ne distacca. Per cui prende, solo le parti che desidera, o no, non crede? Sì, credo questo, però si sarebbe distaccato in modo tale da non riuscire più a gestire la trama di tutto quanto.
Perché Porzia, cioè, secondo me non bisogna mettere tutte queste sovrastrutture, allora secondo me Shakespeare era femminista. Ci sono dei legami. Porzia, o la ricca vedova, fa questo per salvare suo marito. Questa è la cosa, noi dobbiamo stare ai patti con l'autore, non dobbiamo mettere nell'autore quello che noi vogliamo. Allora io voglio che Shakespeare sia femminista, allora la penso così. No, infatti quando io ho fatto questo discorso, utilizzando gli strumenti del diritto, non ho detto vediamo se Shakespeare sapeva il diritto, se è bravo e ce lo fico dentro sì o no, ho detto li uso come degli strumenti euristici, degli strumenti cognitivi, però sono delle nostre idee, cioè sono delle superfetazioni, decido io, ma su che base? Perché secondo me, dovrei dire, scusi Shakespeare, facciamo una seduta spiritica, ma lei come la pensava? Io mi attengo alla lettera, forse proprio per la mia forma mentis di giurista, non posso attribuire a Shakespeare delle intenzioni che io non so, anche perché ricordiamoci che di Shakespeare veramente noi non sappiamo niente, sappiamo pochissimo, e quindi sarebbe secondo me un attribuire le nostre idee, però sulla base, senza base, quello che lei dice non riusciamo a dimostrarlo. Sì? Maresa Mongello, e volevo chiedere, io ho sentito che c'è una studiosa inglese, ma anche altri, che ritengono che Shakespeare sia addirittura un italiano. Lei ha sentito questi studi? Guardi, su Shakespeare io modestamente della sua vita sappiamo pochissimo, è vero, si dice che sia un italiano, alcuni dicono che sia una donna, alcuni dicono che fosse venuto a Venezia travestito da non so cosa, alcuni dicono che è andato a Milano, però lui dice che a Milano c'è il mare. Ecco, queste sono tutte cose che noi possiamo così pensare, ma sono delle ipotesi, però alla fine noi non riusciamo, come questa cosa qui di Shakespeare femminista, noi non riusciamo a dimostrarlo, e io per la mia forma giuridica penso sempre che all'onus probandi, io come faccio a dimostrare che Shakespeare era femminista? Su che base? Cioè sono tutte quante... Era italiano. Era italiano, su che base? Così dico che era femminista, no, ma non è più semplice attenersi alle fonti? No, ma lo dico, è un discorso che, perché anch'io ero tentata, il mio animo così un po' esuberante, a innamorarmi di una tesi e a fissarmi su quella tesi, e volevo che le cose fossero così, e schiacciavo l'autore dentro i confini della mia tesi. E invece mi hanno insegnato, specialmente col diritto e specialmente il professor Garofalo, ad attenermi alla lettera, a non inventarmi, a non fare dire al testo più di quanto il testo dica, se no andiamo nelle possibilità. Allora sì, era italiano, forse era una donna, forse era sua sorella che scriveva e lui firmava. Si è detto anche di Omero che fosse una donna. Vabbè, sono cose che lasciano il tempo che trovano, insomma. Un attimo, voglio sentire la professoressa. Sono Sergio Perosa, volevo fare 2 osservazioni. Molto apprezzato, voglio rialzarmi in piedi. Ho molto apprezzato il fatto che ora ha tenuto un po' Shakespeare al di fuori dalla questione del processo e si è molto astenuta anche nelle sue osservazioni sul coinvolgere la totalità del dramma. La risposta perché è Porzia che fa da avvocato e non altri è che, come tutti sappiamo, all'epoca di Shakespeare non c'erano le attrici, ma erano tutti attori maschi, e tutte le volte che Shakespeare può fa ritornare i maschi che impersonano travestiti le donne a quello che sono, cioè dei maschi. Per questo nelle commedie e persino nelle tragedie sono fittissimi casi di travestimenti, di questi personaggi femminili che si travestono da uomo. Perché? Perché l'attore, che era molto più potente all'epoca di Shakespeare di quanto noi pensiamo, le diceva basta farmi recitare da donna, fammi ritornare uomo.
Cioè ci sono delle spiegazioni semplicissime per queste cose. L'altra cosa che invece riguarda il dramma, ma su questo si potrebbe discutere per 7 settimane, è indubbiamente un dramma estremamente spiacevole per molti versi, perché anche la sostanza di questo processo è una prevaricazione. Alla fine si tratta di una prevaricazione decisa che è fatta per umiliare l'ebreo, Sì. il quale poi in mezza dozzina delle rappresentazioni moderne ha una fine diversa o leggermente diversa da quella che ha Shakespeare. La cosa interessante è che indubbiamente, qui adopero la forma un po' antipatica di dire indubbiamente, se non Shakespeare, i suoi spettatori si divertivano moltissimo a questa commedia che noi giustamente vediamo più che altro come una tragedia alla fine, la tragedia dell'ebreo. Però storicamente sia lui che il suo pubblico si sganasciavano dalle risa e anche un po' purtroppo dalla soddisfazione di vedere l'estraneo conculcato, rimesso all'ordine, cristianizzato, domato, eccetera, eccetera. Anche uno dei motivi della grandezza di Shakespeare è proprio questa, cioè che questa farsa, o perlomeno questa intesa come commedia, per noi oggi ha un profondo senso di dramma scuro, e inversamente Giulietta e Romeo era, o forse la stessa cosa, Giulietta e Romeo, in realtà anche quella era una grande commedia, che per 3 atti e mezzo è una gran commedia, che poi alla fine, per motivi probabilmente della fonte, si trasforma in tragedia. La grandezza di Shakespeare è di essere capace di usare questo tipo di transiti, di transizioni, di passaggi dall'uno all'altro, compresa questo inventarsi, questo, come lei ha detto giustamente, uno stupefacente processo che non sta in piedi da nessuna parte, e di nuovo è la grande forza di far credere al pubblico o al lettore che tutto questo sia vero o vada bene, quando in realtà è tutta una messa in scena fittizia, che però noi giustamente ai fini drammatici ci beviamo. Sono Daria Perocco, è che la donna, la presenza della donna nel Pecorone è giustificata dal fatto che, giustamente come tu ricordavi, c'è una scadenza che è a San Giovanni, cioè il 24 di giugno, e fino al 23 di giugno Giannetto è così innamorato perso, cioè questa realtà. Lui ha avuto la donna di cui si era innamorato, per cui stava perdendo tutto, eccetera, e il godimento del possesso della donna amata gli fa completamente dimenticare, cosa normalissima nella letteratura del tempo, dimenticare quelli che sono i suoi doveri, la sua realtà, la realtà proprio di dover tornare a Venezia per riportare i soldi al padrino. Quindi la donna si sente lei in colpa, c'è proprio una dichiarazione nel Pecorone, si sente in colpa di avergli fatto dimenticare tutto, perché per il mio amore ti sei dimenticato tutto, e dice e io ti risolverò il problema. Cioè lui in crisi dicendo non ce la faccio a tornare per domani e a salvarlo, va bene, e lei gli dice non preoccuparti, lo faccio io. Quindi si traveste ovviamente da maschio, perché un giudice donna al tempo non era pensabile, e risolve la situazione, la risolve per l'uomo amato, oltre ovviamente a salvargli tutti i beni, cosa da non trascurare. Insomma. Il Questo padrino, sì. È nel testo originale, insomma, questa presenza. Grazie. Bene, allora, intanto possiamo chiudere con un'osservazione, una comunicazione,
un discorso capace di suscitare tante curiosità, tanti interventi che hanno integrato il corso di questa serata, significa che è molto ricca, molto stimolante e ci lascia anche un po' qualcosa su cui riflettere nelle prossime ore o nei prossimi giorni. È un vero peccato che non sia possibile vedere a conclusione di questa serata un frammento di una memorabile interpretazione del Mercante di Venezia, che io ricordo grazie alla mia non età, di Memo Benassi. Memo Benassi dà della figura di Shylock una interpretazione struggente che strappa le lacrime alla fine, proprio nel senso che ci ha suggerito Irene Carnio a conclusione del suo discorso. Ecco, quindi è vero, il processo è arbitrario, è costruito in modo del tutto fittizio, la base giuridica è debole, però resta il fatto che in Shakespeare c'è, forse non esplicita ma presente, questa nota di pietà che un interprete molto sensibile può far riemergere in una rappresentazione moderna. Per averci suggerito tutte le osservazioni, tutte le riflessioni che ci sono state proposte dal pubblico e per averci lasciato questa specie di compito di riflessione per il futuro, ma soprattutto per averci dilettato con la sua veemente esposizione, ringraziamo Irene Carnio. Io vi ringrazio tantissimo, grazie. Grazie.